Il mercato settimanale del venerdì di Favara rimarrà dov'è. Non ci sarà alcun trasferimento, almeno per il momento. Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri sera per decidere sull'argomento, ha infatti detto no al trasferimento in via Cicere di Francisca, strada che costeggia il liceo Martin Luther King e che giunge nei pressi dello stadio Bruccoleri. Un consiglio comunale al gran completo, quello vistosi ieri sera, 24 presenti su 24 totali. Ricordiamo che la proposta di spostare il mercato in via Cicere di Francisca era dell'amministrazione 5 Stelle. Dopo una lunga discussione, ecco la votazione: 12 sì e 12 no. La proposta non ha avuto la maggioranza dei voti e quindi non passa. Va detto che tra i 12 sì, solo 10 sono stati quelli espressi dal gruppo pentastellato, i restanti 2 sono arrivati dai banchi dell'opposizione e precisamente da Gero Castronovo e Salvatore Fanara. A votare invece contro la proposta portata in aula dall'amministrazione Alba, oltre agli altri 8 consiglieri di opposizione, anche 4 consiglieri del Movimento 5 Stelle, ovvero Sanfratello, Costa, Pirrera e Bellavia. Dalla votazione di ieri sera in aula sembra quindi essere ufficialmente decretata la fine della maggioranza pentastellata in Consiglio Comunale, dai 14 a inizio legislatura ai 10 di ieri sera. Difficile pensare sia stato solo l'argomento mercato a dividere i 5 Stelle. D'altronde l'ex capogruppo del partito di Di Maio, il consigliere Sanfratello, già da qualche tempo manifesta perplessità sull'attività amministrativa della giunta grillina e neanche il rimpasto in giunta avrebbe smorzato le tensioni interne.